Nel 2018 la linea di autobus tra Chioggia e Venezia, attualmente rappresentata dal numero 80 di ACTV, cambierà gestore. L'appalto è stato vinto da una società valdostana acquisita dall'inglese Arriva Veneto, di proprietà delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn. Ancora non si è addivenuti alla firma del contratto di servizio tra la provincia di Venezia e l'impresa, ma non appena la formalità sarà espletata, si conoscerà anche il periodo in cui avverrà materialmente il cambio della guardia, probabile per i mesi di maggio o giugno. La nuova azienda acquisterà mezzi nuovi, dal momento che, ad esempio, le corriere doppie del CTV sono state mandate al deposito in attesa di rottamazione e la stessa società veneziana ha noleggiato 2 mezzi per gli ultimi mesi di servizio. Quanto al personale, di 43 effettivi in organico, 16 rimarranno a disposizione di Arriva Veneto, gli altri 27 saranno riassorbiti da CTV, dove proseguiranno gli incarichi nel servizio urbano della terraferma. Questa possibilità pare sia stata accordata da una recente intesa sindacale, che ove fosse stata praticata in precedenza avrebbe limitato, se non escluso, gli episodi della non collaborazione dei piloti lungo il 2016. Resta aperta la partita del deposito di Borgo San Giovanni. Andrà la nuova società o il comune lo regalerà da CTV a titolo gratuito per chiudere lo storico contenzioso? L'amministrazione comunale ha perso il contributo regionale per le localizzazioni di sbarco a Punta Poli e l'isola ecologica a Mercato Ittico all'Ingrosso. Lo rivela la consigliera di opposizione Romina Tiozzo, che parla di regalo sotto l'albero e quantifica in 280.000 euro il denaro che non sarebbe stato prorogato per il primo progetto e 48.000 il secondo, di cui il comune aveva già beneficiato. Con la precedente amministrazione, dice Tiozzo, tanto avevamo lavorato per dare dignità al lavoro degli operatori della pesca. Nel 2014 il comune di Chioggia ha ricevuto un contributo di 280.000 euro per la realizzazione delle postazioni di sbarco a Punta Poli, ma purtroppo oggi, dopo quasi 2 anni di insediamento di questa amministrazione, non si è proceduto con i lavori necessari a ottenere materialmente il contributo. È evidente che la pesca e le attività ad essa connesse non rappresentano una priorità negli interessi dei 5 Stelle. Spiega la consigliera. La Regione, non potendo mantenere i residui, come da disposizione della Corte dei Conti, non può concedere alcuna proroga e la città perde così un contributo tanto atteso per agevolare il lavoro dei pescatori e garantire maggiori controlli a tutela dei consumatori. Ulteriori dettagli nel blog La Pagina della Pesca. Oggi è il primo giorno di pesca della vongola di mare, la Venus gallina. Questa è oltre che essere un prodotto sanissimo perché è nato in mare, è anche una pesca ecosostenibile, perché il pescatore si dà delle regole, fa il fermo pesca e quando va a pescare pesca solo quelle di taglia consentita dalla Comunità Europea. Perciò buon appetito a tutti. Funziona a pieno regime la pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico installata dallo scorso 16 dicembre in Piazza Europa Sottomarina. Dopo una settimana di rodaggio pomeridiano, da ieri e fino al 7 gennaio, la pista sarà aperta anche di mattina, dalle ore 10 alle 13 e poi dalle 14.30 alle 21.30. L'ingresso costa 3 euro all'ora, compreso il noleggio dei pattini. Dall'8 al 13 gennaio, in concomitanza col rientro a scuola degli studenti, la pista solleverà ancora un orario pomeridiano, per poi chiudere domenica 14 gennaio con anche una sessione mattutina. Alla parafarmacia Corrieri, Viale Venezia Sottomarina, trovi i passeggini Baby Jogger, City Mini 3, 4 e GT, con tutti gli accessori che ti servono. Riprende oggi pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 la possibilità di visitare a Palazzo Grassi in Chioggia l'archivio fotografico del Novecento raccolto dagli allievi del Liceo Classico Veronese in collaborazione con la Fondazione Clodiense. L'opera monumentale, con oltre 1000 foto scansionate, occupa i locali al primo piano attraverso un computer, uno schermo e alcune immagini appese ai muri e sul tavolo, accanto a macchine fotografiche d'epoca. L'archivio rimane a disposizione dei visitatori anche domani e venerdì, sempre dalle 17.30 alle 19.30, per poi tornare dal 3 al 5 gennaio prossimi in attesa di una futura ubicazione in Biblioteca Sabbatino.
Ciao amici carissimi, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Dunque la perturbazione che ieri vi ho elencato è arrivata sul nostro territorio con il suo ramo caldo e sta portando intense nevicate in tutto l'arco alpino, in tutta la sua estensione, dall'occidentale all'orientale, attualmente tra i 700 e 900 metri in su. Scarse saranno le piogge da noi, dalle nostre zone, visti i venti che cominciano a soffiare da Libeccio Ostro, quindi noi saremo per la maggior parte del ramo caldo, quindi ombra pluviometrica, quindi da noi pioverà gran poco in giornata, salvo qualche pioggia intermittente, qualche rovescio qua e là. La situazione, scusate, tenderà a cambiare in serata nottata, quando il minimo depressionario si formerà tra il Ligure e la Toscana e sarà di notevole entità, visto che si porterà tra gli 985 hectopascal, quindi praticamente a 1500 metri sarà un buco abbastanza profondo. Questo minimo depressionario richiamerà correnti naturalmente di bora più fredde da questa notte a domani mattina, portando anche da noi un sensibile abbassamento termico e quindi anche maggiori piogge e maggiore escursione termica. Quindi una perturbazione di notevole entità che darà i suoi massimi effetti, come vi ho detto, nella parte tirrenica, nella parte montana e pedemontana, dove le precipitazioni saranno veramente considerevoli. Questa è la classica perturbazione di fine anno che, visti i venti, come vi ho detto, da Ostro Libeccio, tenderanno naturalmente a portare molta neve in montagna. In alcune zone si attesterà tra il metro e il metro e mezzo, quindi abbondanti nevicate che si sommano a quelle già che si sono verificate nel mese appena che sta trascorrendo. Quindi tutto sommato un mese di dicembre che va in media con quelle che sarebbero le medie stagionali e anche pluviometriche del periodo, dando quindi un po' di respiro a quella che è stata l'annualità forse più calda di sempre. Per ciò che concerne quindi il nostro territorio, temperature che si stanno portando tra i 7 e i 8 gradi, rimarranno tali per tutta la giornata, forse qualche grado in più. Qualche piovosità un pochino più accentuata nel pomeriggio sera, una nottata piuttosto movimentata, forse anche molto piovosa, e una mattinata di domani tendenzialmente più fredda e anche naturalmente non stabile, quindi il mercato settimanale potrebbe essere a rischio visto il tempo non perfettamente in linea. Un miglioramento del tempo si avverrà con la traslazione del minimo depressionario verso sud nella giornata di domani, e venerdì sicuramente una giornata discreta anche con qualche velatura, ma con temperature che tenderanno a portarsi nelle medie tipiche di fine dicembre, quindi con minime sotto zero e massime tra i 5 e i 6 gradi. Tutto sommato sembra che l'ultimo dell'anno sarà perfetto, quindi con tempo sicuramente stabile e soleggiato, ma attenzione perché già il primo dell'anno le correnti si disporranno a Libeccio ulteriormente, apportando ancora ulteriori piogge. Quindi fase dinamica anche nei primi giorni di gennaio. Mi resta che augurarvi un buon proseguimento delle vostre ferie, buona giornata a tutti. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang